Fabio Rossiani, allora cosa è emerso ieri sera dopo l'intervento del prefetto in sala civica? Ieri sera è intervenuto, come era stato richiesto, il prefetto, è intervenuto nell'ambito di un'assemblea pubblica per spiegare tutti i problemi legati all'accoglienza dei profughi nel comune di Cormons. Il prefetto nel suo intervento è stato esaustivo e ha cercato in tutti i modi di rassicurare la popolazione del comune su quelli che saranno gli adempimenti e le fasi con le quali verranno accolti i profughi a Cormons. Il sindaco attraverso la stampa locale aveva detto che era il prefetto ad obbligare queste presenze. Assolutamente no. Il prefetto non può obbligare in alcun modo il sindaco di un comune ad accogliere dei profughi. In realtà questa c'era stata un po' venduta come la soluzione dal sindaco, ma in realtà è avvenuto il contrario, ovvero il sindaco del comune di Cormons è andato si è presentato in prefettura dando la propria disponibilità ad accogliere i profughi, cosa che in altri comuni, anche governati dal centro-sinistra, non è avvenuta. Vedasi il caso, ad esempio, di questi giorni del comune di Monfalcone, nel quale il sindaco ha dichiarato allo Stato la non disponibilità ad accogliere i profughi. Senta, ma se i profughi arrivano adesso, ad esempio a Cormons, dove li mettete? Sembra che il sito che allo Stato sia stato individuato è quello dell'ex convento, l'ex chiesa di San Leopoldo, dei frati minori in via Piave. Ecco, questa è la soluzione che al momento sia adottata. Le domande che mi faccio sono quelle che ormai sto portando avanti da un po' di tempo assieme al mio gruppo, ovvero in primo luogo verranno spesi tanti soldini, perché voi pensate che per ogni profugo che viene accolto vengono dati 35 euro al giorno, che sono i soldi che il governo paga agli enti non profit che curano questi profughi. Nei 35 euro al giorno sono compresi anche dei soldi che vengono dati materialmente in mano ad ogni singolo soggetto ospitato, è la cosiddetta pocket money. Dopodiché, al di là dei soldi che si spendono, perché voi pensate 20 profughi a Cormons, moltiplicate 35 euro al giorno per 30 giorni in un mese, per 12 mesi, fanno una cifra che si aggira dai 260 ai 300.000 euro che ogni anno solo per ospitare i profughi a Cormons il governo deve spendere. Oltretutto il problema che è emerso e si è cercato di far chiarezza ieri sera è quello legato alla questione sanitaria. Ora siamo stati abbondantemente rassicurati del fatto che vengono fatte su queste persone che giungono qui tutte le visite, pertanto si possono escludere al 100% eventuali problemi e questioni sanitarie. Ovviamente io ho ancora alcune riserve su questi aspetti, anche perché dagli organi che materialmente poi si occupano di questa cosa, gli organi di polizia che si occupano di ricevere i profughi, arrivano dati diversi. Ecco, pertanto sembrerebbero non obbligatori questi controlli, invece ci è stato detto che questi controlli sono obbligatori. Un altro aspetto che un po' mi fa pensare su tutto questo sistema accoglienza e che è stato dichiarato ieri sempre nel corso dell'incontro è che il 75% di questi profughi in realtà non giungono direttamente dai luoghi dove c'è guerra o c'è carestia, ovvero dai paesi che in questo momento dei quali stanno scappando, ma bensì da altri paesi dell'Europa. Cioè queste persone che noi ci accingiamo ad ospitare, in realtà sono persone che hanno vissuto in Inghilterra, hanno vissuto in Francia, hanno vissuto in Germania e ovviamente da questi paesi sono stati mandati via perché c'era chi lavorava in nero, chi aveva già tentato di richiedere un permesso di soggiorno. E allora la domanda è: ma come mai queste persone giungono qui?
Semplice, perché il sistema di accoglienza, o meglio, tutto il sistema legato alla richiesta di asilo politico, è un sistema che in Italia, specialmente nelle nostre zone, è molto più lento e pertanto loro intanto godono di tutti i benefici che la legge mette a disposizione. Senta, per concludere viene una battuta spontanea, un vecchio proverbio veneto diceva: quando quella la monta al scagno, la puzza e la fa danno. Ma io non so quale sia il messaggio che vuole far passare con questo antico adagio, proverbio. Ciò che temo è che non si sia ben compreso il fenomeno nel suo complesso. Il fenomeno dell'immigrazione, avevo già avuto modo di parlarne, è un fenomeno molto complesso. Quello che a me spaventa è che qui in Italia siamo assolutamente impreparati a ricevere un numero sempre maggiore di profughi, e soprattutto quello che spaventa è che gli altri paesi dell'Europa in questo momento, invece di cercare di collaborare assieme all'Italia per gestire i flussi migratori, altro non fanno che ipotizzare la chiusura delle frontiere o comunque rendere sempre più difficoltoso per i profughi l'accesso. Io mi auguro che invece di scaricare tutta la responsabilità sui comuni e sui cittadini, il governo centrale si assuma le sue responsabilità e faccia in modo che il sistema di immigrazione sia molto più fluido e soprattutto le domande di asilo, le domande di protezione internazionale siano evase in tempi brevi, di modo che non si creino queste situazioni, queste maglie di favore nelle quali poi i profughi, delle quali ovviamente le persone e i soggetti che arrivano qua ne approfittano.